Oggi noi vogliamo raccontarvi la vera storia di Giulietta Romeo. Qualcuno di voi forse si starà chiedendo se è a Verona? No, perché la vera storia di Giulietta Romeo nasce da una novella che ha origine e storia in provincia di Vicenza e precisamente a Montecchio. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. Nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando. Protagonista in questa prima parte Montecchio, ma tante altre proposte quest'oggi. Tutto questo e molto altro tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Iniziamo il nostro viaggio. Come abbiamo detto prima della sigla, siamo in provincia di Vicenza, precisamente a Montecchio Maggiore, e in questo momento ci troviamo nella corte di quello che possiamo definire era il castello di Giulietta. Qui a fianco a me ho il piacere di trovare Giuseppe Trevisan, presidente della Proloco locale. Ma Giulietta Romeo, la storia non arriva da Verona? No. Qui c'è uno... Subito la provocazione per iniziare. È una provocazione, però la storia di Giulietta Romeo, le famiglie sono dei Capuletti e dei Montecchi, sono di Verona e fondano la loro storia a Verona. La storia di Giulietta Romeo, così come è raccontata, nasce sui castelli di Giulietta Romeo. Quindi questo era il castello della Bella Guardia e proprio qui a pochi centinaia, decine di metri c'era invece il castello di Romeo. Il castello di Romeo o Bella Villa. Ma vogliamo raccontare come nasce questa novella appunto nel Vicentino di Giulietta Romeo, che appunto tutti sono convinti che nasce appunto a Verona. Abbiamo detto le due famiglie che poi forse sono veronesi, però perché questa storia ha origine? Ha origine perché il da Porto, un nobile di un paese qui con Termine, rifugiatosi nel suo palazzo, nella sua villa, vede i castelli di Giulietta Romeo e ambienta qui questa novella che ha origini storiche, i personaggi non sono inventati, i personaggi ci sono. Romeo è preso, come sempre tutte le storie d'amore, è preso da pene d'amore per una fanciulla. Per distrarlo l'amico Mercuzio lo porta a una festa da ballo, ma siamo nel periodo dei Guelfi e Ghibellini, lo porta a una festa da ballo a casa di una famiglia avversaria, a casa dei Capuletti. Questi decidono quindi di trasvestirsi per andare a questa festa, altrimenti non potrebbero essere entrati. Durante questa festa conosce Giulietta, è amore a prima vista, come si suol dire. E poi si sviluppa tutta la festa, che però naturalmente noi non vogliamo riraccontarla tutto quanto. Andiamo da un punto di vista storico, questi due castelli, uno vicinissimo all'altro, e tra l'altro vengono anche oggi perfettamente, sono visitabili, e ci sono delle strutture commerciali, specialmente in quello che ci troviamo in questo momento, che è quello, ricordo, di Giulietta. Sì. Nascono, vengono distrutti, vengono ricostruiti. Vogliamo dare dei cenni storici, quando vengono l'ambientazione? L'ambientazione è medievale, le prime ricostruzioni risalgono al 1800, poi vengono ridistrutti e vengono ricostruiti recentemente, prima della guerra, nel 1936 precisamente, per un'intuizione illuminata dell'allora presidente dell'ente turismo di Vicenza.
Allora, ricordate... Certo Cavalier Zambon, che qui ricordiamo con molto piacere. Beh, immagino, sono quelle persone che bisogna sempre ricordare, specialmente in queste circostanze. Ricordate allora, a 2 passi da Vicenza, a Montecchio Maggiore, per fare un'escursione, andate anche in collina a gustarvi magari un po' di temperature un po' più fresche, venite a visitare quelli che sono i veri castelli di Giulietta Romeo. E da Montecchio Maggiore ci siamo trasferiti a Montorso, praticamente 5 minuti in macchina per continuare questo nostro viaggio. Alle mie spalle Villa da Porto, ma andiamo a scoprirla assieme. E per parlare di questa villa ho il piacere di incontrare il vice sindaco di Montorso, Claudio Calderato. Una villa molto imponente. Molto imponente, infatti è una villa che per la costruzione, così nella forma in cui la vediamo adesso, ha impegnato circa 200 anni di quella che era l'attività dei Da Porto. L'insediamento originario risale a Luigi da Porto, che si trovava qui proprio nella sua epoca di esistenza, che era circa il 1500, poi attraverso i nipoti, sempre tramite linea dei fratelli, si è arrivati fino all'ultimo Girolamo da Porto, che è colui che ha posto la lapide che si trova sopra il portale della porta principale, che porta la data del 1724. In questi anni la villa ha avuto varie modifiche e varie trasformazioni, la più importante ovviamente, a parte questo, che è la parte cinquecentesca della villa e che rifà proprio al secolo del XVI. Troviamo il corpo padronale, che inizialmente aveva circa le sembianze di quella che era Villa Pisani a Montagnana, è stata l'aggiunta del pronao con le 2 scale elicoidali laterali, questo per dare imponenza, ovviamente cercare di dare quella importanza alla villa che doveva avere, visto che questa era forse, o meglio quello che si è trovato scritto fino adesso lo conferma, era una delle dimore preferite dei Da Porto, tanto che qui, nella chiesa che poi è andata perduta, vi hanno seppelliti molti dei nobili e degli importanti nomi della famiglia dei Da Porto. La villa oggi. La villa oggi, dopo dei restauri che sono iniziati nel 1987, si sono protratti fino ai giorni nostri, abbiamo anche adesso una certa somma impegnata per andare a restaurare quelle che sono le scale, è impegnata in un programma prettamente estivo che mediamente si sposta dal mese di aprile fino al mese di ottobre, questo con mostre, convegni e anche manifestazioni che sono sia a carattere locale sia a respiro più regionale, come può essere Opera Estate Festival, che ormai è diventato un appuntamento fisso per la danza contemporanea nel mese di luglio. E a questo punto mi trovo con Giampaolo Marzotto, assessore alla cultura. Abbiamo già più volte citato in questa prima parte un nome fondamentale, un nome cruciale, Da Porto. Luigi da Porto, sì. Luigi da Porto, giusto per dare un attimo di informazione per inquadrarlo, è un letterato e un soldato della Repubblica di Venezia che nasce nel 1485. La prima parte della vita è proprio, a parte l'interesse letterario, è soprattutto legato all'opera come soldato, finché circa nel 1511, per una ferita durante un combattimento in Friuli, lui trova praticamente la fine della propria carriera militare e si apparta proprio in quella che vediamo alle nostre spalle, da parte della Barchessa, in questa struttura che diventa proprio la residenza estiva per un bel periodo e all'interno della quale pare proprio lui vada a comporre l'opera di Giulietta Romeo. Sì, perché ritorniamo a dove siamo partiti questa puntata. Diciamo che Shakespeare si è ispirato a una novella appunto di Da Porto, questo è ormai quasi assodato. Proprio una probabilità altissima, nel senso che Shakespeare arriva alla composizione a tardo 500, la pubblicazione per quella che è l'opera del Da Porto, che è proprio pari pari la costruzione letteraria che riconosciamo benissimo nel Giulietta Romeo di Shakespeare,
viene appunto pubblicata nel 1530, addirittura postuma, perché il Da Porto muore nel 29, nel periodo precedente lui compone quello che effettivamente poi è una ripresa da parte di Shakespeare per il componimento che è conosciuto chiaramente a livello mondiale. Quindi un bel regalo, diciamo, un po' a tutto il mondo per dei personaggi che sono appunto diventate delle icone, dei personaggi veramente importantissimi. Ma qual è l'apporto e il rapporto, permettimi, scusami il gioco di parole, del Da Porto con il territorio? Dunque, Da Porto innanzitutto è una famiglia, i Da Porto sono una famiglia vicentina che prima ancora della Luigi Da Porto erano già insediati sul territorio e ben conosciuti, quindi come famiglia nobile, rapporti con il Palladio, finché appunto l'interesse che abbiamo noi per il Luigi Da Porto è proprio il fatto che lui viene a stabilirsi in questa residenza e l'importanza sta proprio nel fatto che il componimento da qua parte, probabilmente, anche se questo è più aneddotica che altro, Giuliettero Romeo sono visibili. Potrebbe essere stata quella l'occasione per avviare questo tipo di opera. Il rapporto col territorio sta proprio qua, la villa ha preso il suo nome, è andata avanti poi tra l'altro fino al 1662 quando è cominciata la costruzione del corpo padronale. Quindi possiamo dire che il luogo dove si fermò Da Porto non è proprio la parte alle nostre spalle perché fu costruita successivamente, ma bensì la barchessa dove siamo andati a visitare prima. Una storia molto interessante, diciamo anche per certi versi veramente curiosa. Grazie mille, vi invito a venire a visitare questi luoghi che in questo periodo dell'anno veramente hanno anche un fascino, secondo me, aggiunto per la tranquillità, per i panorami. Da qui appunto si possono visitare i castelli, ma come abbiamo visto nella prima parte, dai castelli c'è una veduta di questa parte della provincia di Vicenza veramente unica. Grazie ancora, noi abbiamo la prima pausa pubblicitaria e ci vediamo subito dopo per proseguire la scoperta della provincia di Vicenza, tra pochissimo. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori. Ci siamo trasferiti sul Bassanese, sempre naturalmente provincia di Vicenza protagonista in questa puntata. Precisamente siamo nel comune di Cartigliano e andiamo a vedere un parco faunistico veramente molto interessante, ma venite con me. Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà, e ti chiedi chissà, siamo qui per volere di chi. Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingono di blu e ti basta così. Silvia Bertollo è la responsabile didattica di questo parco faunistico. Ma Silvia, innanzitutto vogliamo fare un po' una presentazione di questo parco? Certo, il parco faunistico Capeller nasce in maniera ufficiale nel 1998. Da sempre però, fin dagli anni 60, la famiglia Capeller ha ospitato animali nel suo giardino privato. Attualmente ospita centinaia di specie di 4 ettari e nasce dalla passione che da sempre coltiva questa famiglia. Hanno cercato il più possibile di ricostruire gli ambienti naturali degli animali che tra poco vedremo. Quindi nasce questo parco da una grande passione. Certo, da una passione della famiglia Capeller.
Allora, vogliamo ricordare un attimo, l'abbiamo detto, inizia questa passione, diventa ufficiale negli anni 70. Esatto, nel 98 in maniera precisa diventa parco zoo aperto al pubblico, arrivano centinaia di visitatori, migliaia di visitatori l'anno, accogliamo comitive, gruppi di persone come per esempio gli studenti a cui offriamo visite guidate, laboratori didattici del regno animale, delle armi di difesa, del mimetismo e comitive di persone, anche le persone disabili, accogliamo tutti. Bene, abbiamo fatto una piccola presentazione, adesso andiamo nel dettaglio a visitarlo assieme. Silvia, vogliamo un attimo parlare di quello che è il ruolo di questi giardini e che hanno nell'importanza proprio della società? I giardini zoologici adesso nel 2011 hanno una grandissima importanza che in primis fanno conservazione di specie animali che sono anche in via di estinzione purtroppo. Per esempio queste sono le teste di cotone, sono dei tamarini sudamericani, sono minacciati di estinzione per la distruzione del loro habitat, per il collezionismo delle persone e il fatto che vengano ospitati nei parchi garantisce la conservazione della specie, quindi l'importanza di conservare la biodiversità del mondo. Un altro ruolo è quello di offrire la possibilità a studenti di fare ricerca scientifica, soprattutto in campo etologico del comportamento. Un altro ruolo importante è quello dell'educazione, perché appunto accogliamo i visitatori offrendo visite didattiche, visite guidate, cartellonistica, laboratori. Altro ruolo è quello di offrire supporto a enti pubblici come il Corpo Forestale dello Stato e l'amministrazione provinciale, perché ci portano degli animali che derivano dai sequestri illegali. Sì, questo tra l'altro è un fenomeno che specialmente negli ultimi anni si sta allargando sempre di più, quindi penso che sia fra i tre uno degli aspetti che negli ultimi anni è cresciuto sempre di più. Tra l'altro, specialmente qui nel nord Italia, iniziano ad essere molti i parchi che fanno che hanno questo ruolo fondamentale per quanto riguarda questi tre ruoli fondamentali. Sì. Ed è molto bello perché sto scoprendo che c'è sempre molto interesse da parte non solo degli studiosi ma anche appunto della gente che viene a visitare questi parchi. È stato bello oggi arrivare qui e vedere tantissime famiglie, tantissimi bambini, tantissime scolaresche, siamo nella parte finale e quindi è veramente molto molto bella. Stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here. È bello, Silvia, camminando in questo parco vedere molti fiocchi azzurri o rosa vicino nelle zone dove sono custoditi questi animali. Tra l'altro vogliamo ricordare una cosa a tutti i nostri telespettatori: questi sono tutti animali che sono nati in cattività e che poi successivamente o qui direttamente in questo parco oppure in altri parchi faunistici, e poi quindi tranquillizziamo tutti quanti, non è che sono animali che vengono catturati e poi portati in un parco, sono animali che nascono direttamente, almeno nella maggior parte delle specie, in cattività. Parliamo della didattica, un ruolo fondamentale. Voi qui del Parco Faunistico Cappellere date appunto alle scuole, alla didattica. Da alcuni anni il parco offre la possibilità agli insegnanti di avere un supporto, possono venire qui, scegliere diversi pacchetti, possono approfondire il regno animale e le sue differenze. Abbiamo dei laboratori in cui facciamo toccare con mano, tastare i bambini uova di struzzo, palchi, corna, pelli di serpenti, penne, piume. Poi facciamo anche laboratori del mimetismo, delle armi di difesa e offesa. Inoltre, ricordiamo, c'è il museo, è interessante soprattutto per le classi di terza elementare perché studiano l'evoluzione dell'uomo, da Australopithecus a Farensis a Homo sapiens. Abbiamo tanti ragazzi, tante guide, tutte competenti, laureati nel campo biologico, e offriamo in primis la possibilità della visita guidata, perché passeggiare il parco con qualcuno
che spiega, ti dice qualcosa in più, è sicuramente interessante. Ma dopo, una delle peculiarità di questo parco faunistico è che qui molte scolaresche, molti gruppi arrivano qui e dicono: bambini, andate a fare un giro con tutta tranquillità e serenità, ci rivediamo qui all'uscita tra un'ora. E qui di solito non ci si perde, perché con la segnaletica e i percorsi che sono stati realizzati, e questo secondo me è una delle armi vincenti che può dare. Ci sono sicuramente dei parchi che sono anche molto più grandi, però lì forse c'è anche il pericolo di perdersi, invece qui proprio specialmente per il target piccolo, quindi di bambini molto piccoli, famiglie oppure ragazzi delle elementari, questo forse è il loro ruolo e il loro posto ideale. Silvia, vogliamo parlare della nuova inaugurazione, dei nuovi arrivati qui al Parco Capeller, i gibboni dalle mani bianche. Sì, abbiamo accolto qui in questo recinto molto grande 3 gibboni adulti, c'è anche un cucciolo con la sua mamma. Sono scimmie antropomorfe del sud-est asiatico, fanno la caratteristica brachiazione, che è il movimento dondolante di ramo in ramo, arrivano anche alla velocità di 50 km/h. Sono purtroppo animali minacciati anche loro di estinzione in natura a causa della distruzione soprattutto del loro habitat. Sono animali importanti perché si nutrono di frutta, ingeriscono semi interi e poi li disperdono in giro per la foresta, e molte piante dipendono da loro per la loro dispersione. Silvia, ormai siamo arrivati alle battute finali di questa visita, bisognerebbe stare qui veramente tantissimo tempo per tutte le specie degli animali che si possono ammirare, visitare, vedere appunto in questo parco. Tra l'altro alle nostre spalle c'è anche il museo, un museo, mi dicevi prima, l'abbiamo già anticipato velocemente, perfetto per i ragazzi di terza elementare, proprio per il percorso didattico che stanno affrontando dal punto di vista scolastico. Sì, il museo è nato nel 2009. Era l'occasione del bicentenario di Darwin, è dedicato a lui. La prima parte è rappresentata l'evoluzione dell'uomo, ci sono dei diorami, cioè delle ricostruzioni degli ambienti naturali, c'è il mammut a grandezza naturale, la tigre denti a sciabola. La seconda parte invece del museo è dedicata agli animali e lì sono ricostruiti degli ambienti, la montagna, le nostre montagne, le paludi e la savana, il Polo Nord. Diamo delle informazioni tecniche ai nostri servizi, orari d'apertura, il sito internet e quant'altro. Siamo aperti tutto l'anno a parte a gennaio, con orario continuato dalle 9 alle 19, tutti i giorni, la domenica fino alle 20:30. Potete visitarci al sito www.parcocapeller.it e vi aspettiamo. E vale veramente la pena fare una visita qui al Parco Faunistico Capeller. Per me, credetemi, è stata una piacevolissima sorpresa e invito tutti quanti voi, specialmente per chi ha dei bambini piccoli, a venire a fare una visita, ad immergersi nella natura. Molto spesso i bambini rimangono colpiti perché magari vedono molte specie animali che avevano visto magari su delle illustrazioni, su dei libri, su dei filmati. Qui si possono vedere veramente a pochissimi centimetri, se possiamo così dire, di distanza. Grazie mille Silvia, per è arrivato il momento dei saluti finali. Voglio ricordarvi che anche questa puntata nei prossimi giorni la potrete rivedere sul nostro canale di YouTube, dove andrà in onda tra pochissimi, dove sarà disponibile tra pochissimi giorni, quindi Telechiara Produzioni, oppure digitando su qualsiasi motore di ricerca il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. E il nostro indirizzo di posta elettronica viaggiando@telechiara.it, se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione oppure per darci dei suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando Viaggiando. Per oggi è veramente tutto, grazie per l'attenzione, l'appuntamento è fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete e come di consueto viaggiate assieme a noi.